Ed ora siamo ai motori. Il bresciano Nicolas Montini vince il Rally Piancavallo e conquista il campionato italiano Rally Storici. Non sono mancati i colpi di scena alla 28ª edizione del Rally Piancavallo. La corsa pordenonese ha incoronato il vincitore del campionato italiano Rally Storici, il 26enne bresciano Nicolas Montini su Porsche 911 RS. Gara sfortunata per Luchi, campione europeo 2014. Il vicentino su Ferrari 308 GTB con il secondo posto del Piancavallo vede sfumare la vittoria nel campionato italiano. Terza posizione per il trevigiano Antonio Forato, autore di una gara regolare. A Romano Belfiore, navigatore del vincitore, Michela Perissinotta, assieme alla figlia Serena, ha consegnato il trofeo Icio Perissinotta, dedicato all'indimenticato copilota friulano scomparso nel 2004, che fu ideatore ed organizzatore del Piancavallo. Tra le auto moderne, trionfo al 28° Rally Piancavallo per il pilota di casa Marco Zanier dall'Estance, navigato da Marica Marcuzzi, al volante della datata ma generosissima Clio Williams Gruppo A. Al secondo posto l'esperto Michele Doretto su una Renault Clio R3C affiancato dalla moglie Barbara Arcangeli. Terzo gradino del podio per Ovidio Valente Z al rientro nelle competizioni dopo 6 anni, navigato da Roberto Scopella. Brillante quarto posto assoluto per il carnico Matteo Bearzi su Renault Clio Williams, affiancato alle note da Andrea Prizzone. Un piancavallo amaro per Dimitri Tomasso in coppia con Matteo Turatti, costretto al ritiro quando era in testa alla gara a causa di un guasto alla Peugeot 207 Super 2000. Grande novità del 2014 il ritorno della mitica prova speciale del Passo Rest, apprezzata e temuta dai 114 piloti al via. Ottima accoglienza della città di Magnago, cuore pulsante del rally organizzato dalla scuderia Sagittario, capitanata dall'instancabile Fabrizio Grigoletti. Appuntamento ad agosto 2015 con una nuova location, il Piancavallo, per l'edizione numero 29. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, che tornerà puntuale domani a partire dalle 19. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio l'epilogo dei principali fatti di oggi. Buona serata, arrivederci.